Ieri sera appunto la tromba d'aria che ha interessato il Bellunese è arrivata fino qui al Passo San Boldo e ha appunto scoperchiato le case, e ha abbattuto gli alberi che sono caduti sopra le linee elettriche e adesso siamo sprovvisti di corrente elettrica nonché anche di acqua potabile. Il comune di Cison era in allerta già da ieri mattina abbiamo già aperto il COC, il centro operativo comunale, abbiamo stamattina avvisato la protezione civile, i vigili del fuoco, l'Enel perché intervenissero, li stiamo aspettando, però anche loro sono impegnati, speriamo che si liberino presto in modo da intervenire anche qui a San Boldo per dare il primo soccorso intanto alle persone che sono qua, che abitano qua. Abbiamo una famiglia qui in zona campo che sono dei turisti francesi che adesso stiamo vedendo col soccorso alpino di mandarli su, di recuperarli, perché la strada purtroppo è occupata da decine di tronchi e non è una cosa così veloce da fare, dunque dovremmo andare col soccorso alpino a recuperarli per la notte. Il passo lo stiamo riaprendo perché anche il passo era chiuso stanotte, a causa appunto caduta degli alberi, e ci stiamo appunto aspettando i soccorsi. Abbiamo portato i primi soccorsi, ecco, agli abitanti qui della frazione di San Boldo. La linea elettrica è interrotta in più punti. Stiamo aspettando appunto i vigili del fuoco che facciano un'analisi per appunto dopo avvertire chi di dovere per intervenire, per ripristinare la corrente. Comunque l'Enel è stata avvisata, abbiamo chiamato l'Enel di Treviso, di Belluno, tutti quanti perché si attivassero.